Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più Family, bentornati. Sono sempre io, la vostra Angelica, che oggi vi accoglie con un nuovo racconto che si intitola L'erba a voglio non cresce neanche nel giardino del re, come ben sappiamo. C'era una volta una bambina di nome Cocca. Un nome un po' strano, direte voi. In effetti il suo nome era Carla, ma era la piccolina di famiglia. Tutti le volevano bene ed era l'amore di tutti, perciò tutti la chiamavano Cocca. Era una bella bimba di 7 anni, con i capelli neri raccolti in 2 trecce fermate da fiocchi bianchi. Gli occhi verdi e vivaci, le labbra rosse sempre pronte a sorridere. Era una ragazzina educata, di buon carattere e socievole. Frequentava la seconda elementare ed era amica di tutti. La sua vita era ritmata dall'andare a scuola, fare i compiti, studiare per il giorno dopo ed esercitarsi per le lezioni di canto. 2 volte la settimana, infatti, si recava a casa della signora Giulia, anziana insegnante del conservatorio e ormai in pensione, che dirigeva con passione il coro della parrocchia e seguiva le allieve più dotate perché riuscissero meglio negli assoli in cui spesso le impegnava. Cocca viveva in un paese piccolino, senza particolari problemi, e quindi andava da sola a scuola e anche dalla signora Giulia, sapendo bene che la sua mamma che la bimba non correva alcun pericolo. Ma un giorno tutto cambiò. Martino e Giovanni, 2 ragazzetti di quinta, sempre soli quando erano a casa, perché i loro genitori, come tutti i genitori del mondo, lavoravano e tornavano a casa solo la sera, invece di trascorrere il pomeriggio leggendo, giocando a giochi tranquilli, studiando e facendo i compiti come dovrebbero fare i bambini bravi, guardavano programmi televisivi, soprattutto quelli in cui la violenza, le scazzottate e la cattiveria dominavano alla grande. Si misero perciò d'accordo di fare i cattivi anche loro, convinti che i cattivi potevano tutto, che erano persone importanti e rispettate. La stupidaggine suggerì loro di diventare prepotenti e pensarono di esercitarsi sui bambini più piccoli, che secondo loro erano meno forti e meno pronti a difendersi. Pensarono così di pretendere merendine, giocattoli e perfino i soldini delle mancette settimanali dai malcapitati, che venivano minacciati di pizzicotti e schiaffoni se non avessero accontentato i 2 birbanti. La loro carriera di cattivi proseguiva, perché tutti i piccoletti, impauriti, tenevano ben nascosta la loro paura, fino a quando Martino e Giovanni non pensarono di attendere per strada Cocca, che andava alle sue lezioni di canto, e, mentre uno le tirava le trecce, l'altro le chiedeva, voleva, pretendeva cioccolatini e caramelle per l'intervallo della merenda a scuola. Cocca si spaventò, come era naturale davanti a una simile cattiveria, ma subito, appena tornata a casa, il coraggio e la fiducia in se stessa la spinsero a raccontare tutto alla mamma, che il giorno dopo accompagnò Cocca a scuola e raccontò tutto alla maestra prima e alla direttrice poi. I 2 prepotenti vennero puniti. Dovettero impegnarsi a restituire tutto ciò di cui si erano ingiustamente impadroniti. E non fu sufficiente. Dovettero dimostrare il loro pentimento in modo vero e pratico. Ogni mattina arrivavano a scuola mezz'ora prima degli altri alunni, per aiutare di volta in volta i bidelli a riordinare le aule e a preparare il materiale scolastico necessario per il buon funzionamento delle lezioni. Riscoprirono il fatto che il verbo voglio non esiste, che la prepotenza è un male, che la scuola è il luogo in cui i ragazzi si misurano per essere migliori. Cocca, l'eroina che aveva avuto il coraggio di dire la verità, continuò la sua vita di brava bambina, stimata da tutti per il suo coraggio e la sua onestà. Era felice perché con il suo esempio tanti bambini si erano liberati da un incubo, mentre altri 2, Martino e Giovanni, avevano scoperto la bellezza di tornare ad essere semplicemente bambini. E anche oggi, come sempre, spero che il racconto vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!